Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci. Cordiale buongiorno, gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione del nostro audio video giornale. Apriamo la prima parte con il nostro audio video giornale per quanto riguarda le notizie di cronaca. Siamo in attesa anche di collegarci poi con un ospite, ma c'è solo un problema per quanto riguarda, e vi diciamo subito, un problema tecnico che stiamo risolvendo in questi minuti, esattamente in questi secondi. Un attimo di pazienza, poi avremo anche l'ospite perché abbiamo una notizia importante da darvi per quanto riguarda fatti legati all'acqua potabile in Friuli Venezia Giulia. Prima però di sistemare il collegamento apriamo con la cronaca, perché la cronaca non si ferma, per dire che la polizia ha arrestato un giovane di 21 anni di Trieste per spaccio di droga, in particolare di marijuana, e ha indagato altre 2 persone. Gli agenti, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dal pubblico ministero Federico Frezza, nel corso di una perquisizione hanno trovato diverse confezioni di marijuana per un totale di circa 250 grammi tra casa e garage. Lo spacciatore è stato posto ai domiciliari. Un altro giovane, anch'egli triestino, trovato in possesso di una trentina di grammi della stessa sostanza, è stato indagato per uguale reato. L'operazione si è svolta l'8 febbraio scorso, ma è stata resa nota soltanto nella giornata odierna. Il giorno successivo è stata disposta un'altra perquisizione dell'abitazione di un altro uomo di 28 anni di origini pugliesi. Gli agenti in questo caso hanno trovato ulteriori 24 grammi di droga nascosta in casa. L'indagine è scaturita da un episodio di violenza verificatosi nel maggio scorso tra albanesi e un brasiliano, sempre nel capoluogo regionale. Cambiamo argomento perché c'è stato un incidente stradale all'alba, non lontano da, per la precisione, in provincia di Gorizia, a Villesse. Vi diciamo subito che
Intorno all'1:20 la prima squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Gorizia è intervenuta in località Maranuz, nel comune di Villesse, per un sinistro della strada. I Vigili del Fuoco sono giunti sul posto e hanno trovato una vettura uscita di strada autonomamente con l'autista incastrato, un ragazzo di 24 anni di San Giorgio di Nogaro, all'interno dell'abitacolo. Hanno quindi utilizzato le cesoie oleodinamiche per tagliare le lamiere del veicolo, riuscendo ad estrarlo dall'abitacolo. Il ragazzo è stato poi preso in consegna dal personale sanitario del 118 e trasferito a Trieste. I Vigili del Fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell'autovettura incidentata e dell'area del sinistro. Sul posto erano presenti anche i carabinieri per i rilievi di legge. Ci spostiamo nel vicino Veneto per un'altra notizia che ci è appena giunta in redazione. Ringraziamo la Questura di Venezia per aver inviato il comunicato. Odiava le donne ed esprimeva tutto il suo disprezzo sputando in faccia a quelle che incrociava per strada, determinando nelle vittime uno stato di paura e angoscia causato, oltre che dal gesto in se stesso, anche dalla paura relativa al grave periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. L'uomo, uno straniero di 36 anni, tra giugno e agosto 2020 si era reso protagonista anche di numerosi reati come lesioni personali e danneggiamenti aggravati, percosse, furti e resistenza al pubblico ufficiale, e per questo è stato arrestato dagli agenti della Volante di Venezia. Grazie alla collaborazione tra la divisione anticrimine e gli operatori delle Volanti è stato possibile ricostruire la sequenza degli atti e dei comportamenti delittuosi dell'indagato, consentendo così alla procura veneziana di giudicarlo socialmente pericoloso ed emettere il provvedimento di esecuzione carceraria. Torniamo in studio per un'altra notizia, questa volta in quel di Trieste. Ci spostiamo al Burlo Garofolo perché ci sono importanti novità per quanto riguarda il discorso relativo al Covid. Il virus SARS-CoV-2 si sta evolvendo per cercare di superare la risposta degli anticorpi, è cominciata a circolare più diffusamente anche nei bambini. Lo certifica uno studio dell'Università di Trieste, del Burlo Garofolo, in collaborazione con l'Università di Milano, che ha identificato il primo caso pediatrico della mutazione del virus in una bimba di Trieste che aveva un'elevata carica virale. Nell'ambito delle varianti generiche si teme una diffusione anche in Italia di quelle inglesi, sudafricane e brasiliane, con un ruolo chiave nel resistere agli anticorpi sierici e verso alcuni anticorpi monoclonali utilizzati nei cocktail a scopo terapeutico. Il Burlo Garofalo è un osservatorio privilegiato nel monitoraggio del Covid-19 nei pazienti pediatrici. Durante la seconda ondata sono stati osservati in alcuni bambini elevate cariche virali con livelli mai riscontrati. Secondo Manola Comar, che vedete nella telefoto, professoressa di microbiologia dell'Università degli Studi di Trieste, presso il Burlo Garofalo, si è sospettata una maggiore capacità del virus di infettare questa fascia di popolazione, considerando comunque che i bambini sembrano possedere una parziale protezione al Covid-19 dovuta a una maggiore esposizione rispetto agli adulti e altri coronavirus umani. E con questo è tutto, in attesa di sistemare, torniamo in studio, in attesa di sistemare il collegamento con il nostro ospite, vediamo appuntamento a tra poco. Con linea diretta avremo ospite il sindaco di Forgaria nel Friuli, Chiappolino, con il quale parleremo insomma della situazione idrica in quella zona della provincia di Udine. A tra poco, proprio il tempo di ristabilire il collegamento audio-video e poi torneremo nuovamente in diretta con linea diretta. Grazie ancora per l'ascolto e a brevissimo per l'approfondimento. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14.
15 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Anzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni, per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci. Torniamo in diretta, questa volta live, siamo in attesa, come dicevo, di collegarci con l'ospite, con il sindaco di Forgaria nel Friuli, Chiapolino. Purtroppo ci scusiamo, non dovuto né a noi né a lui, ci sono proprio dei problemi con il link, dove non riusciamo proprio a metterci in contatto. Si vede che ogni tanto la tecnologia è bella per questo, no? Perché c'è, come si dice, ogni tanto fa i dispetti. Ecco, tanto per essere chiari, noi lo vediamo, però non riusciamo a collegarci perché chiaramente non parte né audio né video, e il bello della diretta è anche questo. Allora, io vi do appuntamento fra qualche minuto, in attesa di sistemare il collegamento audio e video con il nostro ospite. Ripeto, non è un problema né mio né dell'ospite, ma proprio c'è un problema di linea, non dovuta né a Friuli TV né a Horizon Informatica, nemmeno al comune chiaramente di Forgaria, ma c'è un problema di linea, non possiamo collegarci. Allora siamo in attesa, ripeto, di stabilire, non vi metteremo fuori il cartello blu con la scritta o con il monoscopio. Per il momento vi abbiamo dato comunque le notizie, aggiornamenti importanti di cronaca accaduti nel Friuli Venezia Giulia e nel Veneto. Vi dicevo, per il momento chiudiamo qui questa finestra informativa e a tra poco, in attesa di poter sistemare il collegamento audio-video con Forgaria nel Friuli, torneremo live con l'ospite. Buona giornata, qui piove, va via, arriva il sole, non so dalle vostre parti com'è la situazione, perché in Carnia mi dicono che c'è il sole, mentre a Udine stava diluviando, almeno 5 minuti fa così mi sono giunte queste notizie. Qui da noi invece c'è un po' di vento, ma sembra insomma in fase di bel tempo di evoluzione, poi in attesa del Burian, che dovrebbe portare vento freddo con temperature glaciali, almeno così dicono le previsioni. Allora, per il momento è tutto, chiudiamo qui la pagina dedicata all'informazione, in attesa di sistemare il collegamento audio-video con il nostro ospite. Torneremo subito in diretta con Marco Chiapolino, sindaco di Forgaria nel Friuli. Grazie ancora e come sempre restate con noi.